Buongiorno a tutti, che il Signore ci benedica nella sua presenza. Ti invito ad aprire la parola di Dio se tu hai portato nel telefonino, nella tua Bibbia cartacea, un testo per cominciare, che è un testo che è una promessa meravigliosa che si trova in Seconda Corinzi, capitolo 9, e versetto 8 dice così. Seconda Corinzi, capitolo 9, versetto 8. Dice: Dio è potente. Quindi la prima cosa che vediamo in questo testo, Dio è potente. Tu hai un Dio potente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona. Questo Dio è potente da fare che cosa? Da supplire a ogni nostra necessità in tutte le aree della vita. Sai che c'è una cosa che questo testo mi fa pensare? Perché un cristiano dovrebbe andare a cercare e soprattutto a trovare, cosa che non troverà mai, soddisfazione in qualsiasi altra cosa che non sia il nostro Dio potente? Il nostro Dio è potente da far abbondare tutto quello di cui abbiamo bisogno. Tu credi che Dio sappia di quello di cui hai bisogno tu? Sì o no? Lui sa. E al momento giusto Lui farà. La parola di Dio ci dice anche in un altro testo, che è il Sermone sul Monte. Gesù ha detto: occupatevi prima del regno e della giustizia di Dio e tutto il resto sarà aggiunto. Ok? Dove noi troviamo la nostra potente soddisfazione nelle cose della vita? In Cristo Gesù. Io ti invito ad alzarti oggi e di cominciare questo culto con questo spirito. Io non so con quale aspettativa tu sei arrivato qua stamattina, ma il Signore è qua per dirti: preoccupati di fare la mia opera e io mi preoccupo di te. Questo Dio che noi abbiamo è potente tanto da soddisfare ogni nostra necessità. C'è stata una preghiera una volta di non so se conoscete, c'era un pallavolista qua in Italia tanti anni fa, si chiamava Kirk Kilgur. È una cosa interessante che lui lo chiamavano l'angelo biondo, faceva delle cose in campo pazzesche. Questo è un giocatore degli anni '80. Poi un giorno come un altro, in un allenamento, lui è caduto, si è rotto la vertebra del collo, è diventato tetraplegico, ossia non riusciva più a muovere né gambe né braccia. L'unica cosa che riusciva a fare è muovere la testa. E lui ha cominciato a cercare la faccia di Dio. Perché Dio è successo questo? È una preghiera che lui ha fatto dopo che ha conosciuto il Signore. Lui ha detto così: Signore, non ho più niente di quello che avevo prima, ma ho tutto quello che mi serve perché io ho te. Forse tu stai dicendo: il Signore non mi ha dato veramente quello che volevo, ma sicuramente una cosa di cui tu hai bisogno il Signore te lo dà. Tutto quello di cui tu hai bisogno il Signore ti dà. Questo è il nostro Dio potente. Io vorrei cominciare insieme a voi con questo spirito. Cerca la tua soddisfazione nel potente Dio che noi abbiamo. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare col Signore. E la prima domanda che ti faccio questa mattina è: dove tu stai cercando la tua soddisfazione? Dove tu stai cercando la tua gioia, la tua pace? Il Signore è qua per dirti stamattina: cerca in me la tua gioia, cerca in me la tua pace, perché io sono tanto potente da darti tutto quello che ti serve. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché questa promessa è potente. Potente perché noi possiamo, Signore, camminare in questo mondo pieni di difficoltà, soffrendo, con ostacoli,
con sofferenza, ma la cosa importante, come ha detto il re Davide, quando ha scritto il Salmo 23, da anziano, dopo una vita che camminava con te, lui ha detto: anche se io passassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerò nessun male perché tu sei con me. Ho tutto quello che mi serve e quello che mi serve è il mio Signore. Io ti ringrazio, Dio, perché in te noi abbiamo tutto pienamente. Benedici, Signore, questo culto stamattina nella tua presenza. Benedici la nostra assemblea e che l'unica stella che possa brillare qua stamattina sia tu, Signore. Noi vogliamo umiliarci alla tua presenza. Noi vogliamo essere mansueti. E ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù che questa sala di culto sia ripiena del tuo Spirito e tu possa toccare nella parte più profonda della nostra anima, in tutto quello che faremo, in questo testo che è stato letto all'inizio, nella lode, nella predicazione, nella comunione fraterna, nelle offerte. Signore, ogni parte del culto è tua e noi la offriamo a te. Inserisciti, Signore, in ogni parte del culto e noi vogliamo vedere la tua opera potente nel nome di Cristo Gesù. Amen. Prima di cantare insieme, di lodare insieme il Signore, ti invito a lasciare il tuo posto, dare un saluto al tuo fratello che non vedi da una settimana, dagli il benvenuto nel nome del Signore, perché il popolo di Dio è un popolo che benedice. Amen. Sei potente,
si inchineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in fortezza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. I re di gloria fate entrare, salvezza porterà, a noi darà la libertà, chi fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in fortezza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in fortezza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immollato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a lui, tutti si ginocchieranno. O profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie, perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Continuiamo a lodare il Signore, perché sono sue le ricchezze, la sapienza e la scienza che ci viene data. Andiamo al Signore celebrando il suo nome, perché a Lui va tutta la gloria e l'onore. Noi siamo qui oggi perché è grazie a Lui
presenti qua a lodare il Signore, consacrando le nostre vite a Lui, perché non è solo oggi, ma è sempre e per sempre. Per lui sono
Padre, tu ci ricordi sempre, Padre, che noi siamo nati per questo. Noi non siamo nati per fare un qualcosa effettivamente nella nostra vita, per raggiungere un obiettivo, Padre. Noi siamo nati soltanto per te, per dare gloria a te, Padre. Noi siamo salvati grazie a te. Solo e soltanto per mezzo di te, Padre, noi saremo salvati, noi avremo la piena felicità, Padre. Noi riconosceremo che noi siamo nati soltanto per questo. Anche se il mondo continua a dirci che noi dobbiamo fare di più, noi dobbiamo impegnarci di più, Padre. Tu ci ricordi, Padre, che noi siamo nati per questo. Per adorarti, per essere tuoi figli, per dare gloria a te, Padre. Perché quello che rimarrà qua sarà soltanto cenere. Qua rimarrà soltanto ricordo, Padre. Un piccolo tempo di quello che sarà lassù. E io ti ringrazio per questo. Perché ci fai aprire gli occhi, Padre, ci fai capire che questo, tutto quello che stiamo passando, tutto quello che stiamo provando è un nulla in confronto a quello che passeremo con te nell'eternità, Padre. E io ti ringrazio per questo. Nel nome santo di Gesù, Padre. Amen. Gesù in mezzo a noi, proprio qui, beato è questo luogo, terra santa, terra santa. Cieli cantano insieme con i santi e gli anziani, quell'inno glorioso e le lodi che cantano non invecchiano mai. Mi associo a loro cantando Santo Santo sei Signore, Dio potente. Cieli cantano insieme con i santi e gli anziani, quell'inno glorioso e le lodi che cantano non invecchiano mai. Mi associo a loro cantando Santo Santo sei Signore, Dio potente sei sovrano, tu eri e sei e sarai.
posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato è il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato è il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato è il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Santo, santo sei Signore, Dio potente, sei sovrano. Tu eri e sei e sarai per sempre il Re, insegnato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Tu eri e sei e sarai per sempre il Re, insegnato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Tu eri, sei e sarai per sempre, Re insediato in gloria e splendore. Santo sei, Signore. Noi possiamo entrare adesso in un'atmosfera di preghiera prima di iniziare il nostro culto, prima di iniziare la nostra predica. Che noi possiamo preparare i nostri cuori a ricevere quello che il Signore vuole dirci. Amen? Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché, come abbiamo cantato, tu eri così, tu sei sempre stato così, Padre. Tu sei lo stesso Dio di Abramo, tu sei lo stesso Dio di Isacco, Padre. Tu sei lo stesso Dio che noi leggiamo, Padre, nella Bibbia. E io ora ti ringrazio, Padre. E se tu hai amato, tu hai dato pace a quelle persone nelle Bibbie, io voglio che tu dia pace anche alle persone che ne hanno bisogno in questo momento, Padre. Dai a loro pace, dai a loro tranquillità. Tu ti curi di ogni animale nella terra, Padre, tu ti curi di ogni pianta. E noi che siamo i tuoi figli, Padre, tu prendi cura ancora di più, Padre. E che noi possiamo non pensare a quello che ci vestiremo, cosa berremo, cosa mangeremo, Padre, perché tu ci dai. Noi potremo essere in sopra di una montagna, Padre, senza nulla. Tu avrai sempre cura di noi, Padre. Tu ci darai sempre qualcosa da mangiare, da bere per sostenerci, Padre. Che noi possiamo non preoccuparci delle cose di questa terra, Padre, ma guardare lassù, guardare la tua faccia, Padre. Ti ringrazio, Padre, perché tu ci hai dato la tua parola. Ti ringrazio perché noi possiamo leggerla, Padre, possiamo investigare, Padre, possiamo capire che cosa provavano quelli prima di noi, Padre. E ti ringrazio perché noi sappiamo, dopo tanti sbagli, noi abbiamo gli esempi, Padre, che noi possiamo prendere di come effettivamente è stare alla tua presenza, di come effettivamente dobbiamo parlarti, di come effettivamente dobbiamo vivere. E ti ringrazio, Padre, per tutto. Ti chiedo di preparare i nostri cuori a ricevere questa parola. Ti chiedo di usare il pastore, Padre. Se devi dire qualcosa a uno di noi, Padre, che tu possa parlare al nostro cuore.
Ti chiedo tutto questo e ti ringrazio, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, stiamo sempre predicando sul libro di Atti degli Apostoli e siamo arrivati al capitolo 19. Il capitolo 19 è quello che precede praticamente il ritorno di Paolo Apostolo a Gerusalemme per l'ultima volta, che sarebbe stato poi l'ultima tappa da uomo libero, perché dopo sarebbe stato arrestato e dopo una lunga odissea giudiziaria sarebbe arrivato a Roma. E Paolo arriva in una città che la parola di Dio in diversi libri tratta del Nuovo Testamento, che è la città di Efeso. Noi troviamo una lettera alla città di Efeso lì in Apocalisse. Paolo si ferma 2 volte a Efeso e veramente Efeso è stata una città per l'antichità molto importante e lui arriva lì con un clima spirituale veramente particolare. Io vorrei leggervi il testo biblico per farvi capire che cosa intendo quando dico clima spirituale particolare. Dice così, Atti 19 dal versetto 8. Paolo entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Questo durò 2 anni. Così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei, greci, udirono la parola del Signore. Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, giudeo capo sacerdote, ma lo spirito maligno disse loro: conosco Gesù e so chi Paolo è, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore e il nome del Signore era esaltato. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti, e calcolate nel prezzo trovarono che era di 50.000 drammi d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, perché noi sappiamo, Signore, che nella tua parola ci sono insegnamenti potenti per le nostre vite. Ti chiedo, Signore, di usare questo momento affinché tu possa manifestarti, tu possa, Signore, spezzare qualsiasi resistenza spirituale c'è in questo luogo. Sappiamo, Signore, che come testimonia anche questo testo, ci sono delle opposizioni maligne alla distribuzione, alla predicazione della tua parola. Ma noi sappiamo, Signore, che tu sei un Dio potente al di là della nostra immaginazione. Ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù che tu sia veramente glorificato in questa sala di culto stamattina, attraverso tutto quello che abbiamo fatto e anche quello che faremo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Paolo arriva nella città di Efeso, come abbiamo detto, una delle sue ultime tappe prima di tornare l'ultima volta a Gerusalemme. E noi, se siamo stati attenti al testo biblico che noi abbiamo letto, lui ha trovato una situazione spirituale disastrosa.
La prima cosa che notiamo, dice la parola di Dio, è che Paolo arriva e comincia a predicare come lui solitamente faceva nella sinagoga, e nella sinagoga lui raccoglie un sacco di resistenza spirituale. Perché? Perché i religiosi dell'epoca, i giudei, erano quelli che hanno crocifisso il Signore Gesù Cristo, generalmente resistevano al messaggio del Vangelo perché erano aggrappati alla legge di Mosè. E Paolo, se noi andiamo a leggere tutto il testo, praticamente raccoglie soltanto 12 persone a Efeso che credono veramente nel messaggio del Vangelo. Ma non soltanto i religiosi resistevano a Paolo. Non so se avete visto il clima spirituale che c'era in questa città. In questa città si praticava normalmente la magia, l'esoterismo, l'occultismo. C'erano persone che avevano un sacco di libri che parlavano di magia, che praticavano normalmente la magia, e oltre a questo c'erano delle possessioni diaboliche di massa. Quindi provate a immaginare Paolo che arriva in questa città, resistenza religiosa da una parte, resistenza diabolica dall'altra, solo 12 persone ascoltano e ricevono il messaggio di Cristo, e lui, come un apostolo che ha predicato nelle più grandi piazze dell'antichità, che raccoglieva centinaia, a volte migliaia di persone, in quel momento io credo personalmente, non c'è scritto nella parola di Dio, che è andato un po' in crisi, come ha fatto Atene quando abbiamo studiato qualche settimana fa. E però Paolo aveva un'esperienza con Dio. Paolo conosceva il suo Signore e lui sapeva che l'unica cosa che lui doveva e soprattutto poteva fare è essere un uomo perseverante nel fare quello che Dio gli aveva dato da fare. E lui prende questi 12 discepoli, li porta in casa di una persona che si chiamava Tiranno, dice la parola di Dio, e per 2 anni lui esprime e insegna a queste persone la parola di Dio, tutto quello che riguardava il regno del Signore. E infine questo testo si conclude dicendo che lui faceva grandi e meravigliosi e straordinari miracoli usato dal Signore. Pastore, che cosa ha a che fare tutto questo con noi? Sai quante volte io ho sentito la seguente frase: quanto è difficile predicare la parola di Dio a questi italiani. Quanto è difficile far convertire un italiano. E la parola di Dio ci dice: non è difficile evangelizzare e far convertire un italiano. La cosa difficile è perseverare in un clima spirituale complicato come è l'Italia. Dio sta cercando dei combattenti dello Spirito che predicano la parola di Dio senza stancarsi, che non si stanchino di essere usati dal Signore. Tu vuoi essere uno strumento santo nelle mani di Dio per predicare il Vangelo a questa nazione che ha bisogno del Vangelo, sì o no? Amen, Chiesa? Tu vuoi essere uno strumento santo nelle mani di Dio. Paolo Apostolo aveva deciso di essere uno strumento santo nelle mani di Dio e per 2 anni lui ha predicato la parola di Dio, ma la cosa interessante che questo testo ci dice o non ci dice è che soltanto quei 12 per 2 anni avevano creduto nella parola di Dio. Ossia, Signore, per 2 anni io predico la parola di Dio, io faccio miracoli, io libero persone dagli spiriti maligni, le persone guariscono quando io, perfino un mio indumento si posa su una persona e nessuno si sta convertendo. Cari miei, per fare l'opera di Dio ci vuole una persona rocciosa. Per fare l'opera di Dio ci vuole una persona coraggiosa, per fare l'opera di Dio ci vuole una persona perseverante che non dica: Signore, vedo il deserto spirituale davanti a me, ma il Signore può fare sgorgare fiumi nel deserto. E sai chi la vuole fare attraverso di chi? Attraverso la tua vita e attraverso la mia vita, ma noi dobbiamo perseverare nell'opera del Signore. Sei pronto per andare a combattere e a vincere la tua battaglia per il Signore? Paolo aveva deciso di farlo. E lui stava aspettando che il Signore facesse fiorire quel fiore nel deserto. Un uomo ripieno di Spirito Santo stava scuotendo il mondo spirituale, nonostante tutto non c'era neanche una conversione. Tutta l'Asia conosceva, ma a Efeso non si convertiva nessuno.
E allora qua viene la seconda parte della staffetta spirituale. Adesso ti farò vedere una cosa molto interessante, perché Dio usa tutto perché la parola di Dio venga predicata e perché la sua gloria venga manifestata. A un certo punto si presentano questi che la parola di Dio dice che sono degli itineranti esorcisti ebraici, ossia itineranti significa che loro insegnavano esorcismo, ossia di cacciare demoni alle persone. E allora sta attento, arrivano questi esorcisti ebrei, giudei, che dicevano di conoscere Dio, e dice così la parola: ora alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Allora sta attento, tu puoi affrontare un demone, tu puoi affrontare una forza spirituale maligna e cattiva se non conosci il nome del Signore. Guarda come si sono approcciate queste persone agli spiriti maligni, a differenza di Paolo che arrivava e diceva: vattene nel nome di Gesù. E gli spiriti uscivano. Queste persone dicevano: io ti supplico, spirito maligno. Sì, sì, come no, me ne vado subito, perché tu c'hai una bella faccia e sei carino e simpatico, me ne vado immediatamente da questa persona. Ti supplico, esci da questa persona, per quel Gesù che Paolo predica. Ma tu conosci Paolo? Io conosco Paolo, io so chi è il Signore, ma a te io non ti conosco, non so chi tu sei. Allora, fratelli, questo è un insegnamento pratico per noi molto profondo. Sai perché? Quante volte noi abbiamo perso una battaglia spirituale contro il nemico, contro le nostre attitudini carnali, contro le attitudini che ci propone il mondo? Quante volte? Io personalmente ho perso tante volte, ma dopo ho capito l'inganno. Sai perché noi perdiamo le nostre battaglie spirituali? Sai perché non riusciamo a cambiare alcune nostre attitudini personali? Sai perché non riusciamo a parlare con una saggezza che convince il mondo che c'è un Dio che salva, che è un Dio che ha una conoscenza superiore a quella del mondo? Sai perché? Perché noi non conosciamo il nome del Signore. Perché noi non sappiamo chi Dio è, che cosa può fare nelle nostre vite. Noi evangelici siamo degli specialisti di mettere alla fine di ogni preghierina: io ti chiedo tutto questo nel nome del Signore. È vero o no? Sempre noi facciamo questo. Ma noi sappiamo che cosa significa pregare nel nome del Signore? Allora sta attento. Quando io prego nel nome del Signore, quando io prego ripieno di Spirito Santo, io sto chiedendo al Signore, che io conosco, di entrare nella mia battaglia, di combattere davanti a me e di vincere la battaglia, perché Lui la vince. In quel momento io sto invitando il Signore a entrare nel mio esercito personale e di sconfiggere il mio nemico attraverso la mia fede. C'è un episodio molto interessante nel libro di Giosuè. Ti ricordi che cosa è successo prima di Giosuè? 40 anni di Israele nel deserto. Perché? Perché questo popolo che proclamava di conoscere Dio non conosceva Dio ed è morto nel deserto, e soltanto 2 persone sono arrivate alla terra promessa, che erano Giosuè e Caleb. E quando Giosuè entra nella terra promessa per conquistare la terra che Dio aveva promesso 40 anni prima, la prima cosa che succede, una delle prime, è che un angelo, dice la parola di Dio, un angelo del Signore con una spada sguainata si presenta a Giosuè e Giosuè gli chiede: chi sei tu? E questo angelo risponde: io sono l'angelo del Signore con la spada sguainata e io sono qua per combattere davanti a te. Tu stai invitando il Signore a combattere le tue battaglie. Chiesa di Dio, sta invitando nel nome del Signore il Signore a far entrare nelle tue battaglie e a vincere le tue battaglie. Questi esorcisti
itineranti che insegnavano esorcismo al popolo, stavano invocando il nome di qualcuno che non conoscevano personalmente, ma se tu conosci il Signore ti posso assicurare che quando tu preghi nel nome del Signore le battaglie sono vinte nel nome del Signore, perché è Lui che combatte per te. Tu sai che il Signore è dalla tua parte, sì o no? Amen, Chiesa? Allora guarda alla tua difficoltà. Guarda la tua battaglia personale, guarda quell'attitudine che tu non riesci ancora a vincere e tu cominci a pregare nel nome del Signore e dire: Signore, entra nella mia battaglia. Io sono sicuro che fra un mese tu verrai da me e mi dirai: Pastore, ho pregato veramente nel nome di Gesù. Il Signore Gesù si è manifestato, io ho sconfitto quella situazione, ho sconfitto quell'attitudine, perché nel nome di Gesù noi siamo più che vincitori. Questo mi dice la parola di Dio. Tu sei disposto a far entrare Dio nella tua battaglia? Tu sei disposto a invocare il nome di Gesù, quello che veramente tu conosci? C'era un uomo, un grande uomo di Dio. Ti ricordi di Giobbe? Giobbe ogni mattina si alzava, faceva un sacrificio per suo figlio, un sacrificio per sua figlia, un sacrificio per i suoi servi, pregava per ciascuno, pregava perché tutti venissero protetti nel nome del Signore Gesù, ma a un certo punto arriva, noi conosciamo la storia, no? Arriva una malattia, tutte le sue cose vengono distrutte e per più di 30 capitoli lui si lamenta della presenza di Dio e dice: Signore, sarebbe stato meglio che io fossi stato un aborto, perché un aborto è più felice di me, perché sono malato, ho perso tutto. E a un certo punto il Signore dice, interviene in questo monologo che Giobbe fa con Dio e gli dice: chi è costui che oscura i miei disegni? E quando Giobbe lo vede dice: prima avevo sentito parlare di te, ma adesso io conosco il tuo nome. Adesso in questa situazione, dal centro della mia sofferenza, io ti conosco, Signore, e ti posso assicurare che quando tu invochi il nome del Signore, nel centro della tua tempesta, il Signore si manifesta e tu comincerai a dire: Signore, prima pensavo di conoscerti, ma adesso io so chi tu sei. Tu vuoi fare un incontro faccia a faccia con Dio, sì o no? Non lasciare che la tua battaglia sia combattuta da te solo, perché il Signore vuole inserirsi in tutte le tue battaglie e dimostrarti quanto è potente. Tu vuoi conoscere un Dio potente? Il Signore è pronto per essere il tuo vero Dio. Terza cosa che voglio condividere con te è che senza lo Spirito Santo noi siamo sconfitti e umiliati. Questo è il seguito, no, di quello che abbiamo fatto questi esorcisti. Ma lo spirito maligno rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su tutti loro e li trattò in modo tale che questi fuggirono da quella casa nudi e feriti. Cari miei, se noi pensiamo che il diavolo è qualcosa con cui noi possiamo scherzare, col diavolo non si scherza. Il diavolo è furbo, la parola di Dio, Gesù stesso ha detto che lui è l'uomo forte e finché non abbiamo legato l'uomo forte non possiamo vincere la nostra battaglia. Cristo deve entrare a far parte della nostra battaglia. Il suo potere, la sua presenza attiva, i suoi attributi sono quelli che ci danno vittoria. E questo fallimento che questi uomini hanno avuto, ossia Paolo da una parte faceva questi grandi miracoli, dall'altra parte questi uomini, che cosa è successo? Hanno totalmente fallito la loro missione. Sai come si dice qua in Italia? Quando una persona fallisce miseramente, si dice: che figuraccia, che figuraccia gente che hanno fatto. Che figuraccia che hanno fatto questi religiosi che pensavano di affrontare, sconfiggere il nemico, che invece sono caduti miseramente e tutto il popolo ha visto che loro erano dei falliti seriali. Ma sai una cosa? Dio trionfa sempre, anche in mezzo ai fallimenti umani. Allora sta attento, che qua voglio insegnarti una cosa che il Signore mi ha comunicato in questo testo biblico, che per me è stata fortissima. Allora sta attento. Dio si ferma, secondo te, davanti ai fallimenti umani?
Dio si ferma di manifestare la sua gloria se noi falliamo nella nostra vita. Questo fallimento è stato quello che ha fatto cambiare il clima spirituale della città, non la predicazione di Paolo, non i miracoli che faceva Paolo. Paolo ha soltanto preparato il terreno, ma il fallimento di questi uomini noi vedremo che ha cambiato il clima spirituale della città. Dopo questo fallimento, sai che cosa la parola di Dio? Che le persone hanno cominciato a convertirsi. Allora ti dico una cosa, Adamo ed Eva hanno fallito, sì o no? Si è fermato il Signore? No. Davide ha fallito quando ha adulterato e ha ucciso la persona? Certo che ha fallito. Il Signore si è fermato? No. Pietro ha fallito quando ha rinnegato il Signore 3 volte? Sì o no? Il Signore si è fermato alla vita di Pietro. Allora posso dirti una cosa, caro mio. Tu hai fallito qualche volta nella tua vita miseramente di fronte a tutti? O solo io? Sai una cosa? I tuoi fallimenti servono per manifestare la gloria del Signore. I tuoi fallimenti, niente viene buttato via dal Signore. Il Signore prende, perché Lui è il riciclatore di rifiuti più intelligente e più efficace dell'universo. Lui prende tutti i nostri fallimenti, Lui prende tutte le nostre fragilità, Lui prende tutte le nostre limitazioni e dice: questo è quello che io voglio usare per manifestare la mia gloria. Stai cominciando a pensare ai tuoi fallimenti in un modo un po' diverso. Pietro, che aveva rinnegato 3 volte, il pilastro della Chiesa. Sai che cosa lui ha fatto dopo il suo fallimento, dopo aver rinnegato Cristo 3 volte? Lui torna a fare il pescatore. Ma siccome lui era un leader, non c'è andato da solo. Lui ha portato con sé altri 6 dei discepoli, ossia praticamente il 70% dei discepoli che Cristo aveva scelto. Andiamo a pescare, perché non so fare nient'altro. Io so che il diavolo, sai cosa mette nella nostra testa delle volte quando noi falliamo? Ci mette nella testa: non sei capace altro che di fallire, perciò vai a fallire completamente nel mondo. Torna alle tue attitudini. Quante volte nella mia testa di cristiano immaturo, specialmente nei primi anni di conversione, ho detto: Signore, io veramente devo tornare nel mondo perché sono un fallito. Ma il Signore non mi ha mai detto questo. Era la mia testa, e la mia testa era usata dal diavolo nella mia immaturità. E oggi il Signore mi sta dicendo attraverso la sua parola: io userò i tuoi fallimenti per manifestare la mia gloria, perché quando tu sei debole io sono forte, quando tu sei fallito io mostro la mia potenza. E il Signore è andato a riprendere Pietro sulle rive del Mar di Galilea. Pietro, mi ami tu? Signore, è molto interessante nella lingua greca questo dialogo, no? Pietro, mi ami di un amore agape, ossia mi ami in modo senza barriere, in modo radicale? E nel greco Pietro risponde: Signore, tu sai che io ti voglio bene. Pietro, sì, ma forse non mi sono spiegato, ma tu mi ami? Mi agapi? Mi ami di un modo radicale? Signore, lo sai che io ti voglio bene. E non rispondeva. Pietro, io per la 3ª volta che ti chiedo, tu mi ami? Signore, tu sai ogni cosa, veramente. Tu sai che io ti amo di un'amicizia, ma amare in modo agape no. E tutte e 3 le volte Cristo che cosa gli dice? Gli dice: pasci le mie pecore, vai a fare il ministero per cui io ti ho scelto. Tu hai fallito, ma io sono molto più grande dei tuoi fallimenti. Tu hai fallito, ma la mia gloria si manifesterà attraverso di te. Tu hai fallito, ma il mio nome è al di sopra di ogni altro nome. Preoccupati di fare quello che io ti ho dato da fare, perché a me non interessa, perché io mi prendo cura della tua reputazione. Il Signore si prende cura della tua reputazione, caro mio. Il Signore si prende cura del tuo nome. E sai perché? Perché il suo nome è al di sopra di ogni altro nome. Io voglio servire un Dio così. Tu vuoi servire un Dio così? Lui non interessa
quanto tu hai sbagliato, quanto tu hai fallito, quanto tu sei stato traumatizzato dalla vita e quanto porti questo fango dentro di te. Il Signore è qua per dirti, io prenderò tutto questo e lo trasformerò in un'opera gloriosa perché io voglio manifestare attraverso la tua vita la mia persona. E la parola di Dio ci dice che questo evento, di questo fallimento di questi esorcisti ebrei, ha provocato un cambiamento radicale nella città. E dice così, molti di quelli che avevano creduto, scusate, no, forse ho sbagliato qua. Ok, questo fatto fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano a Efeso e tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù era esaltato. Allora ascoltami bene, è stata la predicazione di Paolo a cambiare il clima spirituale della città. 2 anni ha predicato e niente succedeva. 2 anni ha fatto miracoli e niente succedeva. È accaduto questo fallimento umano e il Signore ha preso tutto e ha detto, adesso faccio vedere la differenza tra Paolo e gli esorcisti ebrei, tra la vittoria e il fallimento. E gli Efesini, il popolo di Efeso, ha cominciato a vedere, wow, veramente c'è un Dio che fa la differenza. Veramente c'è un Dio che manifesta la sua gloria anche attraverso i fallimenti umani. Cristo è predicato e questo ci basta. Ti deve bastare che Cristo è predicato anche attraverso i nostri fallimenti. Sai che cosa è successo quando Paolo è andato a Roma in carcere? Allora, sta attento. Io identifico Paolo come una patatina fritta spirituale, no? Lui sempre aveva una città da andare a visitare per predicare la parola di Dio, lui non era mai fermo, lui andava di qua, lui andava di là e poi tornava nelle chiese, poi fortificava i discepoli, poi andava da un'altra parte, non era mai fermo, era quella persona iperattiva spiritualmente parlando, che non riusciva mai a stare fermo perché sempre c'era qualcosa da fare per il Signore, ma a un certo punto il Signore gli ha insegnato una cosa fondamentale. Paolo, ti mando in carcere perché tu sai, no, che è stato il Signore, la volontà di Dio a mandarlo in carcere. A un certo punto Paolo, questa patatina fritta, in carcere a Roma per anni, Signore, e adesso che sono in carcere cosa faccio? Ma se tu vai a leggere la lettera ai Filippesi, tu dici, è cambiato qualcosa in Paolo? Perché lui in prigione riceveva persone, predicava la parola di Dio e la parola di Dio dice che lui ha cominciato a evangelizzare la guardia pretoriana che erano i figli delle famiglie nobili di Roma e il Vangelo ha cominciato a spargersi in tutto l'impero romano attraverso le famiglie nobili, il Vangelo ha impregnato tutta la società romana e oltre a questo dice nella lettera ai Filippesi, tanti stanno predicando fuori per invidia. Ma cosa mi importa se predicano per invidia? L'importante è che Cristo venga predicato. Fallimenti umani. La parola di Dio non è incatenata. Non è incatenata a fallimenti, non è incatenata a 4 mura. La parola di Dio viene predicata e va fino agli estremi confini della terra. Il grande problema, sai qual è? Noi vogliamo che la parola di Dio sia esaltata al di sopra di noi stessi. Noi pretendiamo di far parte di questa meravigliosa storia di predicazione della parola di Dio fino all'estremità della terra. È questo che noi dobbiamo fare. La parola di Dio non è incatenata, la parola di Dio è come il vento, che va da una parte, soffia dall'altra. L'unica cosa che noi possiamo fare è seguire questo flusso e lasciare che lo Spirito Santo ci porti esattamente là, dove Dio vuole che noi siamo, nel tuo posto di lavoro, nella tua scuola, con i tuoi amici, con i tuoi parenti. A volte lo Spirito Santo soffia e non ti preoccupare se tu dici le cose in modo sbagliato o limitato o parziale, perché il Signore Gesù ha detto non importa dove tu ti troverai, perché un giorno io aprirò la tua bocca per predicare il Vangelo, io aprirò la tua bocca, io aprirò la tua bocca. Non importa quanti versetti biblici a memoria tu conosci, perché io aprirò la tua bocca, perché io sono potente al di là di quello che tu pensi e credi.
e io posso fare attraverso di te grandi opere. Dio trionfa sempre attraverso l'opera dello Spirito Santo. Il clima spirituale di quella città stava cambiando attraverso un fallimento umano. Penultima cosa che ti voglio dire, molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le altre arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti e calcolate nel prezzo trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Attraverso il fallimento di quelle persone, le persone cominciavano a confessare e a lasciare da parte ciò che li aveva alimentati fino a quel momento. Tu vuoi vedere l'opera dello Spirito Santo? Tu vuoi vedere l'opera dello Spirito Santo? Sì o no? Sì. Se tu vuoi vedere l'opera dello Spirito Santo, devi portare le persone a un ravvedimento e a una rinuncia delle cose del passato. È interessante che noi identifichiamo a volte l'opera dello Spirito Santo con una bella lode e adorazione. È una parte. A volte noi identifichiamo l'opera dello Spirito Santo quando vediamo la Chiesa piena e vediamo le persone che alzano le mani. Ok, è una parte. Ma tu vuoi vedere un'opera dello Spirito Santo profonda e vera, e radicale nelle persone? Sai com'è manifestata? Con ravvedimento e rinuncia. Queste persone stavano ravvedendosi, portando i loro libri di magia in mezzo alla piazza, li bruciavano e cominciavano a confessare i loro peccati e attraverso questa confessione, attraverso questa rinuncia di tutto quello che gli aveva dato piacere fino a quel momento lì, le loro vite stavano cambiando. Pastore, come riconosco una persona che è veramente toccata dallo Spirito Santo? Posso dirtelo? Allora, tutte le volte che io vado a predicare o a Padova o a Belluno o a Conegliano, dipende, la prima cosa che faccio, se sono da solo, chiedo al Signore di sedersi lì a fianco a me. Ok, Signore, entra nella mia macchina, stai qua seduto, parla con me, io voglio sentire la tua voce, dimmi quello che impedisce un rapporto profondo con te. Ok? E sai, tante volte il Signore mi dice delle cose che io dico, Signore, ma veramente ho fatto questo? Ma veramente ho pensato questa cosa? Signore, perdonami. La prima cosa che tu farai quando Dio opera attraverso il suo Spirito Santo, tu comincerai a confessare i tuoi peccati davanti a Dio perché tu sei davanti alla santità assoluta dell'universo. Adesso ti dirò una roba che ti sconvolge, ok? Sei pronto? Sì? Sei pronto? Qual è il versetto più famoso della parola di Dio nel Nuovo Testamento? Giovanni 3,16, no? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora sta attento. Tu sai nei 4 Vangeli quante volte la parola di Dio parla dell'amore di Dio verso gli uomini? Una, solo in questo versetto. Una sola. Sai quante volte in questi 4 Evangeli viene ripetuta la stessa parola ravvediti, ravvedetevi, 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 ravvedetevi perché il regno di Dio è vicino. Confessate i vostri peccati. Tantissime volte, decine di volte. Quando tu sei alla presenza di Dio, è il ravvedimento che fa la differenza. È la rinuncia di quello che ti dava piacere prima che fa la differenza. E quando tu sei un vero cristiano, sai che cosa continuerai a fare? Continuerai a confessare e rinunciare, confessare e rinunciare. Questo fa la differenza di un vero cristiano. A volte alcuni si ritengono cristiani perché una volta, tanti anni fa, abbiamo fatto una preghiera di conversione. Signore, entra nella mia vita, fai di me quello che vuoi. Ma poi la vita cristiana non è quella vita piena che tu desideri.
E il Signore dice, ma tu continui a ravvederti, ma tu continui a rinunciare, tu continui a avere fede in me. Questo fa la differenza di un vero cristiano o no. Io voglio essere un vero cristiano. Sapete, tutte le volte che io penso a quella parabola che il Signore Gesù racconta ai Suoi discepoli e al popolo, parlando delle 10 vergini, quella parabola è inquietante, perché quelle 10 vergini, tutte e 10 stanno aspettando il Signore, ma soltanto 5 entrano nella festa col Signore, 5 rimangono lì, perché avevano un atteggiamento religioso, ma non c'era la presenza dello Spirito Santo con loro. E loro rimangono fuori dalla festa. E io dico, Signore, ti prego che questo non sia un numero reale, ma che sia solo simbolico. Perché se fosse reale, fratelli, e fra poco Cristo torna, tu sai che torna, io non vorrei che il 50% delle persone che frequentano la Chiesa rimangano qua sulla terra e che conoscano Dio solo di bocca. Pastore, io ho bisogno di conoscere questo Dio. Il Signore è qua per dirti, io voglio conoscere te e tu vuoi conoscere me. Dio sta passando nelle file della nostra Chiesa e ti sta dicendo, tu credi che io posso salvarti? Tu credi che io posso rinnovare il mio patto con te? Tu credi che io posso darti un nuovo spirito per vivere una vita cristiana veramente soddisfacente, profonda, radicata nella mia parola, camminando come un vero figlio di Dio, toccando il Signore ogni giorno per quello che Lui è, perché il nostro Dio è un Dio reale, non è un Dio di fantasia, non è un Dio di teoria. E tutti noi abbiamo bisogno di sperimentare questo Dio praticamente nella nostra vita, faccia a faccia con Dio. Mosè parlava faccia a faccia con Dio come un amico. Pastore, ma Mosè era Mosè e tu sei tu. E Dio vuole parlare con te faccia a faccia come un amico. Ma dipende da te, dipende da me, dipende dalle nostre decisioni. Se tu chiami Dio nella tua vita, tu continuerai a ravvederti, tu continuerai a rinunciare. Questa sarà la prova che sei un vero figlio di Dio, perché tu vorrai camminare sempre più vicino a Lui. Hai capito la parola di Dio stamattina? Tu vuoi camminare vicino a Dio? A volte noi siamo come Paolo. Lavoriamo, predichiamo e niente succede, ma il Signore dice, io sto preparando il terreno, non preoccuparti, continua a fare il tuo lavoro di cristiano, continua a fare il tuo lavoro di operaio nella mia vigna senza scoraggiarti. A volte siamo come quegli esorcisti itineranti, falliamo, ma Dio vuole usare anche i tuoi fallimenti per proclamare e manifestare la sua gloria. E continua a ravvederti, continua a credere, continua a rinunciare, perché più ci santifichiamo, più siamo vicini al Signore. E io voglio camminare vicino al Signore. Amen? Chiesa di Dio, io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi. E mentre noi pregheremo, chiediamo al Signore di rinnovare il nostro spirito, di rinnovare la nostra gioia nel servizio, di rinnovare la nostra fede. E mentre lo Spirito Santo fa questa radiografia spirituale, permetti a Lui toccare la parte più profonda del tuo essere. Dio vuole farti ravvedere e rinunciare non perché non gli stai bene così come sei, ma Lui lo vuole fare per farti camminare più vicino a Lui, per essere sempre più somiglianti a Cristo. E tu stai dicendo, Pastore, questa parola era per me stamattina. Ti posso assicurare
che la parola di Dio era anche per me che ho predicato. E io vorrei pregare insieme a te questa mattina. E se tu desideri veramente stringere un patto forte, d'acciaio col Signore questa mattina, io voglio pregare, ma soprattutto identificarti. E ti chiedo che se la parola di Dio ti ha toccato, vorrei che tu ti alzassi lì dove sei e vorrei pregare insieme a te. Dio ti benedica là dietro. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Amen. Dio ti benedica. Amen. Il Signore ha fatto un'opera stamattina. E questa Chiesa è una Chiesa che porterà la parola di Dio fino all'estremità della terra. Ma lascia cadere a terra il tuo orgoglio. Basta riconoscere i tuoi fallimenti e dire: Signore, io sono questo, niente di più e niente di meno, sono un essere umano. Ma io mi ricordo di un bambino che si chiamava Davide, era quello che era, un piccolo pastore di pecore, ma Dio l'ha preso e attraverso quella vita lui ha sconfitto un gigante, ha manifestato la sua gloria. Noi vogliamo essere i Davide del tempo moderno, i Pietro del tempo moderno, i Paolo del tempo moderno, profeta del tempo moderno che predica la parola di Dio non per la sua conoscenza, non per la sua eloquenza, non per la sua forza, non per la sua intelligenza, ma per la potenza del nostro Signore. Paolo ha detto: quando io sono debole, allora sono forte. Gloria a te, Signore, perché attraverso la nostra debolezza tu manifesti la tua gloria. Nostro Dio, nostro Padre, queste anime preziose, Signore, che hanno dato un passo di fede, io ti prego nel nome di Cristo Gesù che stringano un patto d'acciaio con te stamattina e che niente possa impedire che queste bocche si aprano per proclamare la tua gloria, Signore. Noi siamo un esercito che vince perché la tua parola ce lo assicura. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Padre, questo esercito che possa veramente conquistare anime per la tua gloria, come è successo in questa città. Il clima è cambiato, che Treviso, che Belluno, che Conegliano, che Padova siano città rivoluzionate da questo popolo. Usa le nostre bocche, usa i nostri cuori, Signore, perché questo succeda. Vogliamo far parte di questa squadra che vince e te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Okay? Puoi dare un abbraccio alla persona vicino a te e dare una parola di conforto, ok? Gruppo di lode è con voi. Di alzarvi in piedi, chi è in piedi di rimanere in piedi. Ora faremo il nostro momento di offerta e noi facciamo questo perché sappiamo che anche se diamo soltanto 1 o 2 euro, noi abbiamo visto che il Signore fa grandi cose da poco. Se noi ci mettiamo a disposizione del Signore, Lui può fare grandi cose. Amen. Amen. Cantiamo. God.
Signore, io ti ringrazio, Padre, perché abbiamo potuto ascoltare la tua parola. Signore, ti ringrazio perché noi possiamo cantare a gran voce quanto tu sei immenso, Padre. Ti ringrazio per questo grandissimo amore che tu ci dai e ci hai dato, anche se non lo meritavamo, Padre. Che noi possiamo portarti ogni giorno, Padre, in ogni piccola cosa, ricordarci di te, ricordarci dei tuoi insegnamenti, ricordarci di quanto sei grande, nonostante tutti i nostri problemi, Padre. Ti ringrazio e ti chiedo di benedire la prossima settimana, Padre, di tutte queste persone che sono qui, Padre, della tua Chiesa anche, di tutto il mondo. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, un minuto ancora, vi rubo. Allora, sono ricominciati i nostri gruppi di studio settimanali in cellule, ok? E questa attività per la nostra Chiesa è una delle attività pilastro della nostra Chiesa. Noi non vogliamo ovviamente che la nostra comunità viva un culto bellissimo la domenica, però durante poi la settimana non c'è alimento spirituale. Perciò è importantissimo che ciascuno di noi possa partecipare a un gruppo di studio. Abbiamo cominciato una serie di studi che si chiama La potenza di Dio e del suo Evangelo. Quindi è un argomento di base fondamentale per ciascun cristiano e io penso che sarà molto importante che tu possa partecipare a questi studi. Pastore, ma non so dove si riuniscono questi gruppi. Se tu alla fine del culto vuoi parlare con me, io ti indicherò il posto più vicino dove tu possa andare. Sono gruppi di studio che si riuniscono nelle case. Ci sono ancora alcune zone del Trevigiano che ancora non stiamo raggiungendo. Stiamo pensando insieme al Pastore Caio di creare degli altri gruppi di studio, cellule locali, in modo che tutti possano essere coperti da questa benedizione che è lo studio della parola di Dio. Okay? L'altra cosa, noi abbiamo i nostri appuntamenti settimanali con la preghiera, lunedì sera ore 21 online e giovedì sera ore 20 sempre online. Tutti i link per accedere a questi appuntamenti di preghiera sono inviati nei gruppi oppure sono anche nella pagina Facebook, perciò puoi trovarli veramente dappertutto se tu vuoi partecipare online ai nostri incontri di preghiera. L'ultima cosa che voglio dirvi, c'è il ritiro delle coppie, ma quello è più una responsabilità del Pastore Caio, a 21-22 ottobre, Jonas, dov'è qua? 20, 21 e 22 di ottobre, ok, se volete ancora iscrivervi, c'è posto ancora, no? Clelia, Jonas? Ok, parlate qua, là in fondo a Patrizia, vedi il capo di Riccardo. Ok, l'ultima cosa, campeggio invernale, il winter camp. Allora, abbiamo una data ufficiale per il winter camp che sarà dal 26 al 29. Però attenzione, abbiamo trovato una struttura che a nostro avviso, perché noi ragioniamo sempre con un po' di più di fede, no? È un posto da 50 posti letto e il Signore ci ha detto è troppo piccolo. Quindi stiamo cercando un posto per contenere più ragazzi, perché l'ultima volta erano 48. Se Dio non ci mente, nella sua parola la cosa va sempre in crescita, perciò stiamo cercando un posto più grosso, ma questo campeggio per giovani, adolescenti, preadolescenti è per tutti, Winter Camp, si chiamerà 2023, comincia a considerare di iscrivere tuo figlio, ok? E sarà una grande benedizione. Siamo sicuri di questo perché i 3 campeggi che abbiamo fatto, abbiamo cominciato con un campeggio all'anno, siamo a 3 campeggi all'anno, e avete bisogno di un nuovo pastore fra un poco, ok? Perché qua ha bisogno di vitamine. Qualche settimana fa quando siamo tornati dal campeggio, la Monique, dove è la Monique qua? 23 anni, siamo tornati dal campeggio distrutti. Io ridevo dentro di me e dicevo, Signore, se lei è distrutta, figurati io. Ok, ma sono una benedizione. Torniamo a casa carichi perché il Signore ci ha benedetto tanto in questi ultimi 3 campeggi e vogliamo che
quest'ultimo veramente sia ancora migliore, ok? Pregate per noi, ma parlate con me se dovete iscrivere vostro figlio, ok? Penso di aver detto tutto. Cos'è? Ah, il video del campeggio, ok, sì, sì, benissimo. Questo è quello che abbiamo vissuto là nel nostro campeggio giovani. Amen. Ok, carissimi, chiudiamo il nostro culto, se vogliamo alzarci in piedi e preghiamo che il Signore ci accompagni per tutta la settimana. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio, Padre, per tutte le benedizioni quotidiane che tu ci dai. Le nostre vite, Signore, siano al tuo servizio. E adesso, Signore, che affronteremo un'altra settimana di sfide, di gioie, di sofferenza, di ostacoli, io ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la faccia della terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.